Il Signor i fevelà a Mosè e disè: Feveliur ai fis di Israel e disiur: Quanche un allà di soddisfa un avot, riguarda la stime che tu varas di fa des personis avodadis al Signor, la to stime e sarà cheste. Per un maschio dai 20 ai 60 anni, 50 ciclos darent, stimas sul ciclo dal santuari. Per femmine, investit, la stime e sarà di 30 ciclos. Dai 5 ai 20 anni, la to stime e sarà di 20 ciclos darent per un maschio e di 10 ciclos per una femmine. Di un mese a 5 anni la to stime e sarà di 5 ciclos darent per un maschio e di 3 ciclos darent per una femmine. Dai 60 anni in su la to stime e sarà di 15 ciclos per un maschio e di 10 ciclos per una femmine. Se quel che l'ha fatto la vot alle masse puar per pagare la somme che tu has destinat, si presenterà dal predi e il predi al fasarà la stime. Il predi al stimarà a rate purision des possibilitats di quel che l'ha fatto la vot. Se si tratta di nemai che si può portare in uffiarte al Signor, ogni nemal ceduto al Signor al sarà santo. Non si potrà cambiarlo e non si potrà cambiare un bon con un scart, né un scart con un bon. Se anche un al ves che di mudare un nemal con che l'altri, e saranno sans tutti e due i nemai. Se invece si tratta di un nemal socio che non si può offrire al Signor, si presenterà il nemal al predi. Lui lo stimerà, a seon che il nemal è buon o scart, e si starà alla stime fatte dal predi. Se però un all'ul sfrantialu, azzontarà alla stime una quinte parte. Se un i consacre al Signor la sua chiase, il predi le stimarà a seon che è in buon stato o no, e si varrà di sta alla stime fatte dal predi. Se quel che l'ha consacrade la sua chiase all'ul riscattale, azzontarà alla stime una quinte parte e la chiase e sarà su. Se un i consacre al Signor un toc di tiare che le avude di ereditat, si varrà di stimale da urde semence, 50 ciclos darent per un omer di semence di guardi. S'al consacre la sottiare tacant dall'an dal giubileo, la stime e resterà sempre compagne. Se invece le consacre dopo dal giubileo, il predi le stimarà da ur dal numero dagli anni che restin prin dal giubileo, sbassant il presi a rate purision. Se quel che consacre il toc di terren all'ur riscattalu, azzontarà alla stime una quinte parte e il toc al resterà so. Se non sfranchie il toc di terren e al vent ad un altri, non si può più sfranchiarlo. Quanche tal giubileo al varà di essi lasciat libar, il chiamp al sarà consacrato al Signor, come chiamp avodat culanateme, e al diventerà paron il predi. Se un i consacre al Signor un toc di terren comprat e no vut in ereditat,
Il predi al fasarà la stime fin talan dal giubileo, e lui al paiarà in giornate il presit stabilit, come robe consacrate al Signor. Talan dal giubileo la tiare e tornarà di quel che le ha comprate e che faceva parte dal suo patrimonio. Tutti gli stimis si adifalis in ciclos dal santuari. Ogni ciclo è di 10 ghera. Nissun non l'ha di consacrare i prins nasus dal besteamp, che son già dal Signor, par vie che son i primarui. Tant dal besteamp grand, come anche dal besteamp minut, e je robe dal Signor. Se si tratta di un animal soc, si lo sfranciarà da ur calval, zontant une quinte part. Se no si lo riscatte, si lo vend al presi d'estime. C'è che un uomo i varrà consacrata al Signor con a vot di anateme, di dot c'è che le so, di personis, di nemai o di tox di terren dal suo patrimonio, non si può né vendilo né riscattalo. Dot c'è che le stata vodat con l'anateme e le robe santissime, bandite pal Signor. Nessuna persone avodade con l'anateme non può essere sfranciate e ha di morire. Ogni decime de tiare, vade i prodos de tiare e gli spomis dai arbui, e je dal Signor, e je robe consacrate al Signor. Se un uomo al sfrancie une part di sos decimis, all'ha di zontà une quinte part. Ogni decime dal besteamp grand o minut, la decime part di dot ce calpasse sodde macce dal pastor e je consacrate al Signor. Non si ha di fa cernitis jen fribon e scart, non si ha di fa permutis. Se si fa su ne permute, al sarà consacrata al Signor tant il prim che il second ne mal. Non si può riscattaiu. Questi e sono gli ordins che il Signor i consegnà a Mosè per i figli di Israele sulla monte dal Sinai.